vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi continueremo la nostra carriera in single player, ci ritroviamo al 13° Gran Premio, ovvero al Gran Premio d'Italia per il nostro fantastico circuito di Monza. Quindi prima di vedere un po' quello che abbiamo combinato nelle qualifiche precedenti, daremo un'occhiata a tutte le caratteristiche del circuito in modo tale da essere competitivi in gara. Diamo un'occhiata. Bene, eccoci qui per il Giro di Monza, il circuito più veloce dell'intero campionato. La vettura andrebbe configurata con carico aerodinamico minimo, ma cerca comunque di scegliere un assetto che ti consenta di controllare la monoposto. All'ultima curva effettua un'uscita pulita e usa DRS e KERS per raggiungere velocità elevate. Frena subito dopo il cartello dei 200 metri dalla prima curva per evitare di bloccare le ruote posteriori. Curva a destra, quindi a sinistra. Non salire troppo sui cordoli per non sbilanciare la vettura e perdere aderenza rischiando il testacoda. Prima di raggiungere la curva grande accelera al massimo, sali in sesta, poi in settima, quindi guarda il ponte e usalo come riferimento. Sposta la vettura sulla destra e frena subito dopo il cartello dei 100 metri. Non salire troppo sul cordolo e non guidare in modo aggressivo perché la cosa fondamentale è mantenere la velocità in uscita di curva verso le due lesmo. La curva è leggermente inclinata e aiuta il bilanciamento della vettura. Non usare troppo il cordolo perché la prossima lesmo è imminente. Ora c'è un semirettilineo intorno alla curva a sinistra. La superficie non è regolare e puoi sentire le vibrazioni sulla colonna vertebrale. Sali sulla collinetta verso la chicane, frena e scala 3 marce. Usa l'intero cordolo disponibile per preparare la curva. Stringi all'interno, sposta la vettura a sinistra e guarda verso il lato destro. Usa l'intero tracciato per mantenere la velocità ideale mentre ti avvicini alla parabolica. Ora sposta la vettura a sinistra. Puoi usare il cemento come riferimento per il punto di frenata in vista della fantastica curva parabolica. A metà curva la vettura potrebbe sottosterzare, ma puoi alleviare il problema usando il DRS e aprendo l'ala posteriore in modo da bilanciare la vettura e completare velocemente il Giro di Monza. Molto bene, vi ricordo che siamo arrivati a un punto del nostro campionato nel quale ci ritroviamo nei confronti del nostro Jenson Button, quindi vedremo innanzitutto la sua posizione in classifica e quello che riusciremo a combinare sarà fondamentale per capire più o meno se riusciremo a guadagnarci il suo posto in Formula 1. Bene, vediamo di dirigerci innanzitutto all'interno del nostro box Williams e scoprire l'assetto e soprattutto la strategia di gara che useremo quest'oggi. Benvenuti all'interno del nostro box Williams. Come avete ben potuto vedere dal filmato, oggi non ci ritroviamo nelle condizioni meteorologiche migliori, infatti abbiamo una probabilità di pioggia al 100% e nonostante tutto siamo riusciti a ottenere la sesta posizione, probabilmente perché durante le qualifiche avevamo un bel sole che spaccava le pietre con ben 28 gradi centigradi, mentre nella gara quest'oggi avremo ben 21 gradi. Allora, sono riuscito a ottenere la sesta posizione con un tempo di 1:22.944 durante le qualifiche e quindi mi ha garantito di avvicinarmi molto all'avversario, ovvero Jenson Button, che parte dalla terza posizione, quindi sarà abbastanza semplice acciuffarlo e magari superarlo. Vedremo un po' in gara come ci comporteremo, visto che l'asfalto è bagnato, non è nelle condizioni migliori e quindi dovremo stare attenti soprattutto nelle diverse curve che metteranno a dura prova sia le nostre sospensioni che i nostri pneumatici. Per quanto riguarda il nostro compagno di squadra, Pastor Maldonado, si ritrova alla 10ª posizione con circa un secondo di ritardo sul nostro tempo, comunque è riuscito anche lui a ottenere un'ottima prestazione. L'obiettivo quest'oggi è il quarto posto, però ovviamente nel Gran Premio di casa cercherò di ottenere la prima posizione. 13 giri per un totale di 75,3 km, non male. Allora, diamo un'occhiata all'assetto. Come avete ben potuto sentire, l'assetto è ovviamente in teoria dovrebbe essere settato per sfruttare la velocità massima, però anche un'ottima aderenza dovuta a un carico aerodinamico abbastanza elevato sarà necessaria. Un angolo alettone anteriore e posteriore abbastanza basso ci permetterà di raggiungere circa la velocità di 360 km/h con il DRS attivo e con la testata del motore numero 4 al 98% di integrità. Saremo abbastanza competitivi. Per quanto riguarda la frenata, l'ho impostata in maniera media, per quanto riguarda il 50% sull'anteriore e il posteriore, con una pressione abbastanza elevata per ottenere il controllo durante le lunghe frenate dopo un ottimo
l'ultimo rettilineo. Per quanto riguarda il bilanciamento della barra anteriore e posteriore, ovviamente sono state impostate anche in maniera media per ottenere un'ottima accelerazione ma anche un'ottima aderenza in curva. Per quanto riguarda le sospensioni, abbastanza basse e soprattutto non molto rigide per essere molto più dolci nell'affrontare i cordoli in queste chicane che vedremo soprattutto in gara, perché saranno molto ma molto stressanti per le nostre sospensioni, che potranno addirittura condurci al testacoda. Mentre per quanto riguarda il cambio, un cambio che oscilla dai 141 ai 364 km/h per sfruttare le chicane con un'accelerazione abbastanza decisa e in seguito erogare la massima potenza del nostro motore Renault nei due rettilinei fondamentali di questa gara. Allora, per quanto riguarda invece l'allineamento, mi sono basato un pochino sull'intuito e soprattutto su diverse prove in qualifica. Ho provato quindi diverse, come dire, diverse impostazioni che mi hanno permesso di raggiungere questi risultati. Ovviamente sono risultati che mi garantiranno una notevole velocità massima, ma soprattutto anche una leggera stabilità alla velocità di 360 km/h. Bene, per quanto riguarda invece la strategia di gara, ancora non ho pensato nulla, visto che ritroviamo questa, come dire, questa pioggia. Allora, 13 giri con una probabilità di pioggia al 100% ci fanno iniziare con i pneumatici intermedi e io credo che appunto sia una delle strategie migliori. In seguito la strategia di carburante la lasceremo per adesso sempre sul prudente, visto che è stata una delle strategie che ci ha consentito di ottenere quindi ottime posizioni. Bene, per quanto riguarda la sfida con il nostro compagno di scuderia, siamo a 123 punti, ovviamente Maldonado non lo possiamo considerare più una sorta di sfida, mentre adesso dobbiamo concentrarci su Jenson Button, perché vi ricordo che dista solo 2 punti da noi, quindi dobbiamo stare molto attenti e la gara di oggi sarà fondamentale per capire più o meno il nostro valore all'interno di questa Formula 1 2012. Allora, vediamo un po', raggiungiamo la nostra sesta posizione, davvero uno dei miei circuiti preferiti, Monza, solo dobbiamo stare molto attenti perché non ho mai guidato sul bagnato, ovvero non ho effettuato mai una gara sul bagnato e non sono abituato a queste condizioni. Eccoci all'interno della nostra postazione di partenza, Lewis Hamilton quinta posizione, Vettel davanti a noi, Jenson Button il nostro obiettivo alla terza posizione, 5 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio d'Italia. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza, Lewis Hamilton, Vettel, Jenson Button, Mark Webber, la Williams tenta un passaggio all'interno tra i due, Fernando Alonso prima posizione, vediamo se si riuscirà a passarlo all'interno della prima curva. Eccolo Alonso all'interno, la Williams tenta di non sollecitare troppo le sospensioni, riesce a guadagnare la prima posizione in partenza, guadagnando circa 2 secondi sul pilota della Ferrari. Ottima partenza della Williams, addirittura i meccanici all'interno dei box stanno esultando per l'ottimo sorpasso da parte di Van Helgen all'interno della prima curva. Vediamo quello che si riuscirà a fare nuovamente all'interno del primo settore, eccoci, vediamo quello che si riesce a fare, maledizione, si perde un po' di aderenza, potete vedere le condizioni di bagnato come possono influire sul rapporto che si avrà con il risultato nel momento in cui si sarà evoluta la gara. Attenzione nuovamente, eccoci qua, perfetto, siamo riusciti a ottenere un ottimo vantaggio su Fernando Alonso. Vi ricordo che in una gara del genere, ovviamente con le condizioni bagnate come la ritroviamo adesso, sarà negato quindi l'utilizzo del DRS. Eccoci al terzo settore, vediamo quello che possiamo fare, 5 secondi, anzi 5 decimi di secondo sul nostro Fernando Alonso, è riuscito a recuperare parecchio. Stiamo attenti adesso nel terzo rettilineo più veloce del gioco, passiamo sotto i 2 muretti adesso per avvicinarci alla curva più importante del campionato, ovvero la parabolica. Prima posizione per quanto riguarda la prestazione della Williams quest'oggi. Attenzione, eccoci all'interno della curva parabolica, vediamo quello che riusciamo a fare, primo giro di 13, ottimo sorpasso per quanto riguarda Van Helgen nelle prime fasi della partita. Adesso Alonso probabilmente tenterà il sorpasso, dobbiamo stare molto attenti, teniamo il carburante al massimo per adesso nei primi giri. Attenzione, Vettel terza posizione, stiamo attenti al muretto dei 100 metri, maledizione, forse abbiamo perso un po' nel rallentare. Ecco, potete vedere la pressione elevata come ci serve per affrontare queste dure frenate dopo un lungo rettilineo. Eccoci, miglioriamo la nostra accelerazione con un po' di KERS, molto bene, 1.34.059 come miglior giro per quanto riguarda il primo giro, molto bene. Vettel terza posizione, ci ritroviamo adesso nuovamente al primo settore, attenzione, probabilmente perderemo qualcosa, vediamo un po', ecco questa qui la sezione delle 2 chicane, maledizione, probabilmente ho beccato un tasto sbagliato, maledizione, vediamo di uscire. Eccoci nuovamente alla sezione delle 2 chicane, meno 2 secondi e 353 per quanto riguarda il primo giro. Vediamo di essere competitivi in questa prima fase del circuito, dobbiamo stare molto ma molto attenti. Fernando Alonso sarà pronto dietro di noi a scorgere un particolare errore, potete vedere che dobbiamo evitare nella maniera migliore i cordoli, perché ricordate, amici sull'asciutto, nemici sul bagnato, quindi nonostante abbia modificato l'assetto delle sospensioni
abbastanza morbide, non riusciranno a tenere quindi particolari squilibri dopo un eventuale contatto. Nuovamente nel terzo rettilineo, terzo settore, 2 decimi di secondo dal nostro Fernando Alonso. Adesso diminuiremo la potenza della nostra autovettura, limitandone quindi il consumo di carburante. Attenzione adesso alla curva parabolica, attenzione, si entra un pochino troppo forti, vedete un po', non sono abituato a queste condizioni meteorologiche, dobbiamo stare molto ma molto attenti. 1,25 come tempo al terzo settore, vediamo un po' se riusciamo a migliorare, ben 1,35, molto bene. Ecco Fernando Alonso che probabilmente tenterà un sorpasso, ma il DRS disabilitato lo penalizza abbastanza. Prima posizione, vediamo se riusciamo a mantenerla, sarà fondamentale per ottenere il vantaggio sul nostro Jenson Button. Maledizione, abbiamo rallentato un pochino il nostro andamento, vediamo un po' con un po' di Kers adesso in vantaggio su Fernando Alonso. Seconda posizione per quanto riguarda la Ferrari, terzo Vettel, probabilmente il nostro Maldonado avrà perso diverse posizioni nell'avanzare all'interno della partenza. Ok, nuovamente primo settore, terzo giro su 13, abbiamo perso ben mezzo secondo. Maledizione, attenzione a queste due dannate chicane, dobbiamo essere molto cauti a non perdere aderenza. Jenson Button quarta posizione, un'ottima McLaren quest'oggi, vediamo un po' quello che possiamo combinare. Attenzione a non beccare lo sporco, si esce addirittura fuori pista e Fernando Alonso riesce a guadagnare la prima posizione. Una lotta con le due, attenzione, Fernando Alonso riesce a guadagnare la prima posizione passandoci. Maledizione, dobbiamo concentrarci, mettiamo la miscela elevata, dobbiamo riprenderci la nostra prima posizione. Maledizione, ho un attimino sporcato il pneumatico anteriore sinistro. Nuovamente al terzo settore, vediamo quello che possiamo combinare, vediamo di attendere il nostro rivale adesso all'interno dell'ultimo rettilineo. Eccolo qui, pronti per la curva parabolica, 260 km/h. Fernando Alonso va come un treno, date un'occhiata alle condizioni meteorologiche, continuano a peggiorare, vediamo se possiamo cogliere una sua debolezza. Attenzione, si tenta di studiare l'avversario, ma a quanto pare riesce a ottenere un grande vantaggio su di noi. Ci sono bandiere gialle, probabilmente è successo qualcosa. Maledizione, probabilmente i nostri meccanici Williams saranno un po' delusi all'interno delle loro postazioni. Vediamo un po' quello che si riesce a fare, un secondo in meno per quanto riguarda il giro precedente. Cerchiamo di tenere ancora la miscela elevata per un giro e in seguito vedremo di limitare l'uso del carburante. Eccoci molto vicini al nostro pilota. Attenzione, Fernando Alonso davanti a noi, dobbiamo evitare di perdere aderenza. Si utilizza tutto il KERS in accelerazione per superare il nostro avversario, molto vicini a Fernando Alonso. Attenzione, sono costretto a frenare per non arrivare addosso al nostro pilota spagnolo. Si tenta il passaggio all'esterno all'entrata della prima curva, vediamo quello che si riesce a fare, costretti a frenare entrambi. Mamma mia, altro sorpasso per quanto riguarda Van Helgen, mamma mia, 6 decimi di secondo guadagnati sul pilota spagnolo. Probabilmente il nostro caro ingegnere ci ha fatto i complimenti per l'ottimo sorpasso. Potete vedere che in queste condizioni meteorologiche è anche difficile per Fernando Alonso effettuare ottime staccate, ma soprattutto ottime accelerazioni. Ed eccolo accanto a noi, tenta il sorpasso all'esterno Fernando Alonso. Eccolo all'entrata del terzo settore, alettone contro alettone, siamo all'interno, vediamo un po', siamo riusciti a migliorare. Maledizione, siamo usciti un attimino fuori pista, l'importante è non perdere aderenza. Maledizione, un po' la foga di stare sempre all'interno della prima posizione. Wow, davvero nel bagnato si riesce a tirar fuori il meglio di ogni pilota. 1.31.530 come giro migliore. Vediamo un po' la quarta posizione necessaria per farci apprezzare dalla nostra scuderia, quindi dobbiamo stare molto attenti a non perderla, perché davvero in un attimo può essere ribaltata l'intera situazione. Quinto giro di 13, vediamo un po' quello che possiamo fare. Dannazione, il nostro Fernando Alonso ancora dietro di noi, un secondo guadagnato, prende la scia, probabilmente tenterà un passaggio all'esterno. Eccolo qui che tenta addirittura il sorpasso a 330 km/h, ma è costretto al cartello dei 100 metri a dare una scossa alla sua autovettura e tornare in scia. Attenzione, questa volta l'abbiamo affrontata molto bene. Vettel ancora terza posizione, il pilota tedesco. Mamma mia, si riesce a passare ancora in avanti. Allora, vediamo quello che possiamo fare adesso nuovamente al primo settore. Soprattutto è importantissimo notare il vantaggio che abbiamo ottenuto su Fernando Alonso e teniamolo a mente per essere competitivi anche negli altri due settori. Perfetto, attenzione alla sezione delle due chicane, si perde aderenza. Potete ben vedere com'è pericolosissimo questa zona maledetta, l'ho odiata anche in qualifica. È davvero semplice perdere aderenza in queste prime fasi, perché le chicane sono davvero molto vicine l'una con l'altra e la diversa altezza che hanno i cordoli permette all'autovettura di perdere stabilità in maniera molto semplice, anche se le sospensioni sono molto morbide. Attenzione, Fernando Alonso ancora dietro di noi, il quartetto completo lo ritroviamo: Vettel, probabilmente Michael Schumacher,
Fernando Alonso e Van Elgen. Attenzione, nuovamente terzo settore, si perde un po' di aderenza, maledizione, nuovamente qui all'ultimo rettilineo, un secondo perso. Maldonado riesce addirittura a passare Jenson Button, ha avuto qualche problema sicuramente al motore perché non lo rivedo più nella nostra mappetta in basso. Terzo settore, nuovamente curva parabolica, dobbiamo stare molto attenti, soprattutto molto competitivi in questa ultima fase del circuito. Ancora Fernando Alonso studia Van Elgen per un'eventuale debolezza, vediamo un po' se al sesto giro possiamo fare qualcosa di meglio. Siamo stati... Fai attenzione, la vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Molto bene, la vettura alle nostre spalle, ovvero Fernando Alonso, deve limitare il consumo di carburante, quindi avremo la possibilità di stare un pochino più tranquilli, ma dobbiamo stare adesso molto attenti nella sezione delle due chicane. Perez riesce a ottenere il sorpasso nei riguardi di Vettel, del pilota tedesco. A quanto pare anche Perez riesce a intrufolarsi nella top 5, a quanto pare non siamo solo noi i migliori in questo campionato. Wow, guardate del distacco che abbiamo preso su tutti i piloti, adesso dobbiamo essere molto cauti in questa sezione. Attenzione con le due chicane, dobbiamo evitare di afferrare i cordoli. Hai un margine di 2 secondi sulla vettura che ti 2 secondi di distacco. Non gli offrire opportunità di sorpasso. Probabilmente avranno opportunità di sorpasso, ma sicuramente non gliele dovremo concedere. Vedete, l'unica curva che mi fa paura è appunto la prima, ovvero quelle due piccole chicane davanti a noi che ovviamente non ci permettono di essere competitivi al massimo. Vedete un po' adesso Fernando Alonso tenta di utilizzare tutta la sua energia cinetica per ottenere il sorpasso, probabilmente all'esterno, ma è costretto ovviamente dal cartellino dei 200 metri a fermarsi e a entrare immediatamente in scia per ottenere l'entrata migliore in questa bellissima chicane. Allora, 3 decimi di secondo in meno, nuovamente terzo rettilineo della nostra partita, 2 decimi di secondo da Fernando Alonso Perez, quindi 6 decimi di secondo da noi. Un giro migliore è stato di 1:30.530. Attenzione, per guardare il tempo stavo per finire fuori pista, maledizione. Vediamo un po', ecco Fernando Alonso continua all'esterno, maledizione, ce l'abbiamo proprio attaccato come un mastino inferocito al nostro alettone posteriore. Passiamo davanti al muretto dei box, abbiamo migliorato di un secondo, eccolo ancora dietro di noi a 1/10, vediamo se possiamo entrare immediatamente in curva senza farla avvicinare. Perfetto, ok, attenzione a non sfruttare molto il nostro acceleratore, perfetto, stiamo molto attenti. Ancora Perez dietro di noi, speriamo di intravedere qualche cambiamento atmosferico soprattutto in queste prime fasi della partita. Attenzione Jenson Button, giro migliore, 1:30.540. avete visto, Jenson Button è partito terzo, adesso lo ritroviamo 12esimo. Anche come dire, i piloti come dire, delle altre scuderie, attenzione, si effettua una sorta di testa coda, però grazie al controbilanciamento con le nostre gomme anteriori siamo riusciti a ottenere il controllo della nostra autovettura. Mamma mia, anche abile quest'oggi Van Elgen ad evitare degli eventuali testa coda. Attenzione, perfetto, perché ovviamente le gomme scivolano molto bene su questo tracciato. Settimo giro di 13, ci avviciniamo sempre più alla fine di questo Gran Premio. Ancora Fernando Alonso dietro di noi, tenta il sorpasso, tenta un altro errore da parte nostra, ma probabilmente non le faremo più. Attenzione, nuovamente sezione del terzo settore, abbiamo perso 1/10 di secondo, maledizione. Benissimo, perfetto, attenzione, Maldonado riesce a guadagnare l'8ª posizione, bandiera verde, la gara riparte, c'è stato un particolare incidente nel secondo settore, maledizione. Allora, vediamo un po' nuovamente nella sezione della curva parabolica, attenzione, si perde aderenza, eccoci, probabilmente in frenata le nostre gomme non sono molto preparate, quindi magari dobbiamo migliorare l'impianto frenante con qualche altra sessione delle prove libere. Ok, diamo un'occhiata al carburante, ne abbiamo parecchio, vediamo di risparmiarcelo soprattutto nelle ultime fasi del circuito. Button guadagna un'altra posizione, si ritrova all'11° posto, perfetto, 8º giro su 13, attenzione, nuovamente sezione molto pericolosa, questa delle due chicane, eccoci davanti a noi, intero rettilineo di accelerazione pura con la nostra energia cinetica che ci fa sfiammeggiare all'interno di questa prima fase del tracciato. Ancora il quartetto è stato completato dal nostro Vettel che si ritrova alla 4ª posizione, 1:31 come miglior giro, sul bagnato non va abbastanza male, però potrei fare di meglio, solo che non voglio rischiare. Eccoci, potete vedere come si perde aderenza, devo ancora affrontarla in maniera meno rischiosa questa curva. Abbiamo migliorato il nostro tempo di circa 1/10, quindi ce la stiamo cavando abbastanza bene. Ancora le previsioni meteorologiche non sono cambiate, proprio questo tempo non si ostina a cambiare, maledizione. Ancora nuovamente secondo settore, muretto del DRS, Fernando Alonso ancora dietro di noi, tenta il sorpasso, questa volta all'esterno dalla parte sinistra, ma però è costretto a rientrare. Perez riesce a ottenere la seconda posizione. Il consumo di carburante.
cosa probabilmente non ho sentito cosa ha detto il nostro ingegnere, e per ascoltarlo, maledizione, sono finito fuori pista dopo che abbiamo recuperato ben diversi decimi di secondo. Adesso Perez sarà il nostro problema, la Ferrari viene sorpassata, la ritroviamo alla terza posizione, maledizione. Vediamo un po', ecco che Maldonado addirittura tenta un sorpasso guardando appunto dalla mappetta in basso, nuovamente alla sezione della curva parabolica, vedete come viene affrontata molto con dolcezza e delicatezza, soprattutto per evitare testa coda. Vediamo se Perez sarà un avversario molto più competitivo di Fernando Alonso. Nuovamente il nono giro su 13, lo ritroviamo a 2 decimi di secondo da noi, e ci segue anche Fernando Alonso a una velocità davvero inaudita. Eccoci, attenzione, cartello dei 100 metri, dobbiamo stare molto ma molto attenti. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, maledizione, perfetto. Se riuscissimo a vincere questa gara davvero saremmo in ottime condizioni per il nostro mondiale, soprattutto per la nostra nuova offerta di lavoro, ovvero per quanto riguarda la McLaren. Sarebbe davvero un sogno che si avvera. Allora vediamo quello che possiamo fare nuovamente nella sezione pericolosissima delle due dannate chicane, eccole qua, una dopo l'altra. Vediamo di fermarci addirittura, di evitare di perdere diversi secondi. Abbiamo migliorato di 85 millesimi di secondo, ce la stiamo cavando abbastanza bene anche in questa seconda parte del nostro circuito. 3 giri alla fine, anzi 4 giri alla fine, molto bene. Nuovamente nel secondo rettilineo Perez dietro di noi, tenta il sorpasso, un'ottima accelerazione dovuta probabilmente al suo KERS. Ecco Fernando Alonso, probabilmente tenta il sorpasso, attenzione, eccoli, tentano il sorpasso entrambi, maledizione. Gomme morbide confermate per il prossimo pit Probabilmente ho toccato qualcosa di sbagliato per quanto riguarda la sezione dei comandi, ho impostato la sosta, maledizione, però ovviamente non la farò, maledizione. C'è stato forse qualche contatto, ritroviamo Perez e Fernando Alonso molto vicini tra loro, tenteranno probabilmente lo scontro. Dobbiamo stare molto attenti in questa ultima fase del circuito, vediamo di risparmiare il carburante e di utilizzarlo solo nelle circostanze adeguate. Eccolo qui, Fernando Alonso è riuscito addirittura a sorpassare Perez, molto vicini tra loro. Utilizziamo la miscela elevata adesso per gli ultimi 3 giri, siamo riusciti a migliorare di quasi un secondo. Perfetto, utilizzeremo adesso il carburante elevato in questo decimo giro, molto bene, 3 giri alla fine, attenzione, eccoci nuovamente nella sezione molto pericolosa per quanto riguarda la nostra gara. Eccoci, davvero un combattimento a 3, Alonso e Perez. Mamma mia, chissà dove è finito Vettel, probabilmente sarà arrivato nelle ultime file, e infatti in questa gara, anzi in queste condizioni meteorologiche, con queste condizioni meteorologiche è davvero molto semplice effettuare degli errori. Avete visto anche nelle prime fasi del circuito. Attenzione, attenzione, potete vedere come si perde nuovamente stabilità, maledizione. Mettiamoci nuovamente sulla miscela numero 2, perché ovviamente la miscela numero 1 implica una leggera aggressività, una leggera, anzi una decisa accelerazione in più, ma anche perderemo stabilità con essa, quindi dobbiamo stare molto ma molto più cauti. Vediamo per quanto riguarda pneumatico anteriore sinistro, abbastanza usurato, dobbiamo stare molto attenti per evitare che abbiamo dei problemi. Eccoci, attenzione, Fernando Alonso e Perez davanti a noi, tentano il sorpasso l'uno con l'altro, mi sento toccare addirittura l'alettone posteriore. Eccolo, Perez ci tenta di portarci fuori pista, il contatto è a 3, maledizione, vediamo di essere soprattutto puliti nei sorpassi. C'è stato qualcosa, un particolare contatto che ha portato Maldonado alla terza posizione, c'è stato qualche incidente che avrà condotto uno dei due piloti a una rottura di qualche particolare componente meccanico, quindi stiamo molto attenti perché ci sono delle autovetture danneggiate che potrebbero risentirne. Maldonado adesso terza posizione, le due Williams una davanti all'altra, probabilmente tenterà il sorpasso su Fernando Alonso, sarà una cosa grandiosa se riuscissimo ad arrivare entrambi primo e secondo. Attenzione, 3 decimi di secondo, Maldonado molto vicino a Fernando Alonso, probabilmente tenterà il sorpasso, maledizione. Attenzione nuovamente alla sezione delle due chicane, primo settore, eccoci, vediamo se si riesce a guadagnare qualcosa, speriamo che il Maldonado riesca a fare qualcosa. Anche grande partenza del pilota alleato, riesce a guadagnare 9 posizioni, anzi 7 posizioni per quanto riguarda la sua prestazione. Davvero un ottimo compagno di squadra quest'oggi. Vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Eccoci nuovamente la sezione delle due maledette chicane, eccole qui, perfetto. Vettel addirittura giro veloce di 1,30, mamma mia, ci ritroviamo a 2 giri alla fine con ancora Van Helgen alla prima posizione. Neanche mi rendo conto di essere al primo posto, davvero ho lavorato tantissimo in qualifica per guadagnare la sesta posizione, perché se avessi ottenuto una posizione che si aggirava intorno al 10º-15º posto non avrei di certo ottenuto questa prima posizione, perché sarebbe stato davvero molto difficile ottenerla. Quindi ho lavorato davvero tantissimo in qualifica, l'assetto che sto utilizzando per adesso è davvero molto ma molto utile in qualifica, vi consiglio di utilizzarlo perché è la prima volta che ho trovato un assetto così competitivo e così come dire impulsivo, cioè con questo assetto sono riuscito a ottenere inizialmente dei tempi fantastici a questa difficoltà, come vi ho detto 1,22,944, un tempo davvero straordinario. Attenzione, perfetto,
perfetto, vediamo di ottenere nuovamente vantaggio nella curva parabolica. Alonso e Maldonado, nuovo trio che ci tenterà per questi ultimi due giri per circa 15 km. Vediamo un po', inizia il 12° giro, un secondo guadagnato, Fernando Alonso utilizza tutta la sua energia cinetica per guadagnare ben 2 decimi di secondo, a quanto pare è costretto a rimanere indietro. Vediamo un po', 2 giri alla fine, dobbiamo evitare di combinare stupidaggini. Perfetto, attenzione, mamma mia che gara, una gara tutta concentrata all'ultimo decimo di secondo e soprattutto sulla difesa e sulla concentrazione per la propria stabilità. Attenzione, vediamo un po', davvero avanzeremo di diversi punti per quanto riguarda la nostra classifica costruttori con Maldonado alla terza posizione. Attenzione, vediamo un po' nuovamente alla sezione delle due maledette chicane, affrontiamole con maniera molto dolce. Un decimo di secondo guadagnato per quanto riguarda il nostro giro precedente, molto bene. Adesso ci avvicineremo verso il 13° giro, a quanto pare 1:31 ancora il nostro giro migliore, non sono riuscito a ottenere di meglio, maledizione. Ecco Fernando Alonso, probabilmente tenterà il sorpasso, miscela carburante elevata, dobbiamo impostarla, maledizione, eccolo dietro di noi, probabilmente tenterà il sorpasso anche Maldonado, lotta a 3 per il terzo settore, vediamo un po' quello che siamo riusciti a fare, dobbiamo dare un'occhiata. Maldonado seconda posizione per quanto riguarda il nostro compagno di squadra, mamma mia, lotta tra i due, adesso alle ultime fasi del circuito, vediamo un po' quello che si riesce a fare. Quarta posizione necessaria, grandi le due Williams quest'oggi in Italia, fanno rombare i loro motori. Ultimo giro, 13° e ultimo giro di questa grandiosa gara, incredibile prestazione di questi due piloti, davvero, come dire, che all'inizio hanno iniziato il campionato da perfetti sconosciuti ma adesso li conoscono tutti, davvero una grande prestazione. 545 5 decimi di secondo, vediamo un po' quello che riescono a fare. Grosjean quarta posizione, Alonso è terzo. Vogliamo questa vittoria, vogliamo la vittoria in Italia, non vogliamo avere nulla nella nostra nazione, affrontiamola in maniera adeguata, perfetto, non vogliamo avere nulla alle spalle, dobbiamo essere competitivi in questo ultimo giro, ne abbiamo affrontati 12 alla perfezione, almeno ci abbiamo provato nei primi giri, comunque ce la siamo cavati abbastanza bene. Nei primi giri abbiamo avuto una sorta di difficoltà per adeguarci al circuito, ma dopo diversi minuti sono riuscito a ottenere un discreto controllo con i pneumatici, sospensioni e acceleratore. Perfetto, attenzione, in questa prima fase abbiamo recuperato davvero tanto, ben un decimo di secondo, sarebbe fantastico se riuscissimo ad arrivare prima insieme al nostro Maldonado. Vediamo un po' adesso nuovamente sezione del secondo settore, perfetto, abbiamo di affrontare queste ultime due curve in maniera davvero consecutiva. Adesso nella sezione del DRS Maldonado tenterà il sorpasso, costringiamolo a passare all'interno, eccolo qua dietro di noi, tenta di studiarci, ma il nostro motore Renault, mamma mia che potenza, eccolo qui, nuovamente terzo settore, attenzione, nuovamente sezione dello sterrato qui a destra, dobbiamo stare molto attenti. Due rettilinei ci portano alla fine, l'ultima curva, la parabolica, attenzione, bandiera verde, la gara riparte, probabilmente siamo costretti, come dire, a stare molto attenti in questa ultima fase. Eccola qui, attenzione, eccoci, attenzione, perfetto, vediamo quello che riusciamo a fare. Ultimo rettilineo ci conduce alla vittoria di questo Gran Premio d'Italia, fantastica prestazione di Van Helgen quest'oggi, riesce a ottenere la prima posizione. Eccoci qui, per la prima volta finalmente sul podio, quarto posto completato, ovvero il nostro obiettivo, primo Gran Premio, ovvero Gran Premio d'Italia, Gran Premio di casa, prima posizione, fantastica prestazione. Diamo un'occhiata al nostro ingegnere. Hai vinto, il primo posto è tuo. Congratulazioni per questo incredibile Grazie amico risultato. mio, finalmente siamo riusciti ad arrivare primi in compagnia del nostro caro Pastor Maldonado, che lo ritroviamo alla seconda posizione, 18 punti per quanto riguarda la sua prestazione e 25 per quanto riguarda la nostra. Diamo un'occhiata, Fernando Alonso terza posizione, Kimi Raikkonen quarta posizione, Sergio Perez quinta, per quanto riguarda Jenson Button settima posizione e ovviamente per quanto riguarda Felipe Massa 12ª posizione. Lewis Hamilton, che era partito quinto, si ritrova all'interno delle ultime file, 13ª posizione. Invece ritirati sia Nico Rosberg che Kobayashi, ovviamente Nico Hülkenberg squalificato probabilmente per il contatto che ha avuto con Jenson Button. Benissimo, vediamo di proseguire con la nostra classifica. Con questo risultato siamo terzi nella classifica. Mamma mia, non sentivo il nostro ingegnere così esaltato dai primi tempi, a quanto pare terzi nella classifica piloti, 148 punti, ci avviciniamo addirittura a Lewis Hamilton, 159 punti, Jenson Button è stato superato di parecchio, come potete ben notare, un'ottima gara, ci servivano proprio questi 18 punti. Adesso vedremo un po' cosa succede. Ecco il nostro pilota finalmente dopo la pioggia e l'estenuante gara riesce finalmente a togliersi il casco e alzare
le mani al cielo, a quanto pare adesso si abbraccerà con il suo compagno di scuderia. Vediamo un po' dove si ritrova Pastor Maldonado, deve essere qui vicino, eccoci la Ferrari di Fernando Alonso, eccolo qui il nostro compagno di squadra Pastor Maldonado, primi e secondi, una gara memorabile da ricordare, quindi da mettere finalmente in bacheca questa fantastica coppa. Van Helgen pensa all'anno prossimo, una fonte vicina al pilota di Formula 1, Edward Van Helgen, sostiene che stia già pensando a cosa fare l'anno prossimo. Secondo la fonte ci sono già trattative in corso per assicurarsi che Edward abbia una vettura per la prossima stagione. Prima vittoria storica per Van Helgen, addirittura il punto esclamativo, entrato negli annali della Formula 1 ieri dopo aver vinto la sua prima gara a Monza nella stagione dell'esordio. I pochi altri piloti che sono riusciti in una simile impresa hanno poi vinto il titolo ridato nel corso della carriera. Sir Frank Williams, il direttore della Williams, ha così commentato l'evento: sono davvero contento per Edward Van Helgen, nessuno meritava di vincere più di lui. Gran parte dei tifosi di Van Helgen spereranno in una prestazione simile a Singapore, gran premio notturno che affronteremo nei prossimi giorni. Michael Schumacher batte il proprio compagno di scuderia, siamo felici del tuo ottimo risultato, però il nostro sarà ancora migliore perché ci è stato fondamentale per ottenere questi risultati. 3 offerte, mamma mia, vediamo un po'. Per quanto riguarda la Caterham, abbiamo ricevuto un'offerta per guidare una vettura della Caterham come primo pilota per la prossima stagione. Pensaci per qualche giorno e poi fammi sapere, così potrò comunicare la nostra risposta a Tony Fernandez. Anche contratto con l'HRT, abbiamo ricevuto un'offerta per guidare una vettura dell'HRT come primo pilota per la prossima stagione. Pensaci per qualche giorno e poi fammi sapere, così potremo parlare con Luis Perez Sala. Per quanto riguarda l'ultimo contratto con la Marussia come primo pilota per la prossima stagione, parleremo con John Bott. Ovviamente fatemi sempre sapere le vostre opinioni per quanto riguarda queste 3 scuderie. Ovviamente io ho già deciso per quanto riguarda il mio futuro, visto che abbiamo tentato di prendere il posto di Jenson Button, proveremo a farlo e visto che siamo nelle condizioni di riuscirci, cercheremo di essere più competitivi possibili. Allora, abbiamo diverse email, diamo un'occhiata. La prima ci dice appunto che siamo riusciti a ottenere un ottimo distacco sul nostro compagno di scuderia, siamo riusciti a ottenere anche un degrado dell'usura dei pneumatici, molto bene. Prima vittoria della stagione, i compagni, i meccanici, gli amici ci fanno i complimenti, anche, come dire, Anna ci fa godere i festeggiamenti, cerca di ripeterti nella prossima gara, sarà abbastanza dura, però vedremo di farcela. Allora, vediamo un po', la gara a Singapore sarà abbastanza dura per quanto riguarda le prove libere, ben 23 gradi centigradi con un tempo abbastanza piovoso, però per quanto riguarda la gara avremo ottime possibilità. Prima di concludere voglio vedere per quanto riguarda la classifica costruttori, ci troviamo ancora al 4° posto, molto vicini alla Red Bull, come potete ben vedere 208 punti, quindi ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ci becchiamo all'interno del Gran Premio di Singapore, ovviamente al 14° Gran Premio, ragazzi. Ciao a tutti dal vostro Edward Van Helgen.